Ciao a tutti, benvenuti nel mese di febbraio. Siamo qui nel villaggio Cimbro di Vallorchi in Cansiglio, nella magica foresta del Cansiglio. Guardate quanta neve, come una volta. Bene, mio nonno è nato qui in questo villaggio 130 anni fa, in una delle case molto simili a queste. Non siamo qua per caso, perché oggi parliamo della volpe, un animale selvatico, selvaticissimo, ma che vive a contatto con l'uomo. Cerca il contatto con l'uomo perché trova più facilmente nutrimento. E subito pensiamo, ecco, ci frega le galline, uccide i nostri conigli. Non è vero. Un caro amico di Vittorio Veneto, Saverio Lombardo, studiando da esperto, ha scoperto che l'80% del cibo di una volpe è costituito da roditori selvatici di bosco, se sono quelli, oppure vicino alle case dell'uomo, soprattutto i ratti. Sono animali molto intelligenti ma che vivono distruggendo le riserve alimentari dell'uomo. Pensate, una volta il ratto è quello che ha portato la peste in Europa, quindi veramente un animale pericoloso per l'uomo. Le volpi si nutrono di ratti, se ci sono, quindi dovrebbe essere un nostro alleato, un nostro amico. Lo è, ma non la consideriamo come tale. Possiamo invece costruire dei pollai a prova di volpe e lasciar vivere le volpi, perché ci aiutano a eliminare i roditori. Non saremo costretti a riempire i luoghi abitati da noi di quelle bruttissime scatolette nere piene di veleno, con su scritto deratizzazione, quindi disseminiamo l'ambiente di veleno. I ratti avvelenati poi vengono magari mangiati da altri animali selvatici, protetti, la poiana e altri, e muoiono a loro volta, quindi un grave danno. Lasciamo le volpi sono la deratizzazione naturale. Vi dicevo, sono animali selvatici ma che troviamo dalla pianura alla montagna. È difficilissimo pensare di addomesticare una volpe, quindi vive appartata, separata, è raro vederla, ogni incontro per me è una festa, è un animale bellissimo a cui voglio molto bene, proprio perché capisco la sua utilità. È un animale magico, pensate in quante fiabe compare la volpe. Vi racconto un episodio che è successo a me. Molti anni fa ormai ho trovato in una trappola un piccolo di volpe con una gamba spezzata dalla tagliola. L'ho portata dal veterinario, abbiamo tentato di salvargli la gamba, non ci siamo riusciti, ma gliel'ha amputata, io l'ho curata con la mia famiglia per mesi a casa, e quando è diventata adulta l'ho portata in Cansiglio, suo luogo naturale. Bene, per qualche anno era diventata una leggenda del Cansiglio, la volpe con 3 gambe, capacissima di correre, di saltare, di andare a caccia. Ogni tanto veniva anche a salutarmi, la vedevo da lontano, quindi non mi ha mai dato confidenza. La volpe è discretissima, quindi come non voler bene a un animale così? Magari riuscire a familiarizzare, ma è meglio di no. Deve vivere da animale selvatico, ma è bellissimo sapere che c'è e che in qualche modo è una nostra alleata. Non dobbiamo fargli del male, io credo, questo è il mio messaggio. Spero che qualcuno ci ripensi. È una nostra amica, veramente. La furbizia è la sua dote, proverbiale da che mondo. Essa agisce più di notte, rintanata sta di giorno. Quando esce all'imbrunire, alza il muso per fiutare, tutta intorno per sentire se son prede da cacciare. Caccia spesso nei dirupi e terreni accidentati, per così sorprender tutti gli animali con agguati. Con la pioggia e vento forte si avvicina agli abitati, dei pollai apre le porte coi suoi denti acuminati, e se il cane che li guardia è legato alla catena e abbaiar può solo di rabbia, uno sguardo lancia appena. Qui in montagna, nell'inverno, nei valloni aspri e gelati, fa sentire il suo tormento, fame e freddo con latrati. Spero che anche voi riuscirete a voler bene alla volpe come gli voglio bene io. È veramente un animale a cui mi sento molto vicino. Ci vediamo il prossimo mese con la prossima sorpresa. Ciao a tutti!